Ultraleggero precipitato a Trevignano. La procura di Treviso indaga per omicidio colposo e disastro aereo colposo. Al momento il procedimento è a carico di ignoti. Gli inquirenti stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per cercare di capire cosa abbia provocato la tragedia. L'ipotesi ritenuta più attendibile in questo momento è quella del guasto tecnico, escluso il malore. Sul corpo di Lanfranco De Gennaro, 71 anni, e della moglie Lucia Bucceri, 70, non verrà eseguita l'autopsia. Le salme sono già a disposizione della famiglia per organizzare l'ultimo saluto. L'Autorità Nazionale per la Sicurezza del Volo sta eseguendo l'indagine tecnica, analizzando i resti del velivolo posti sotto sequestro. L'ultraleggero era stato noleggiato sabato dai coniugi De Gennaro per andare a Campoformido a ritirare il velivolo di loro proprietà in riparazione. Gli esiti della perizia nazionale saranno poi messi a disposizione della Procura di Treviso. Intanto a Trevignano, in vicolo Alpini, dopo il viavai di curiosi della domenica per vedere la carcassa dell'aereo, i residenti, finora abituati al passaggio degli aerei in volo dalla vicina aviosuperficie, ora guardano il cielo con occhi diversi. Prima li guardavo in aria con ammirazione, adesso con un po' di sospetto, diciamo. Qualcuno si starebbe già mobilitando per chiedere al sindaco di verificare l'eventuale pericolosità della collocazione del campo di volo e delle abitazioni. Quel che è certo in questa tragedia è che Lanfranco De Gennaro era un pilota molto esperto e forse, ipotizza qualche residente, è stata proprio la sua abilità e prontezza ad evitare che la picchiata avesse conseguenze ancora più tragiche. Peggio, se non diciamo per i residenti, che poteva essere. Mi dà da pensare che sia stato magari l'abilità del pilota a far sì che non succedesse altro, e magari ci ha rimesso con la vita propria.